Buona domenica da Sicilia 24, i titoli. Emergenza rifiuti a Palermo, difficile smaltire le montagne di spazzatura. Nel quartiere Albergheria finestre sbarrate, i residenti temono l'invasione di topi. Ingenti i danni provocati dagli incendi in Sicilia, il presidente Schifani non ha dubbi, c'è una regia che va oltre la mafia dei pascoli. A Pozzallo apre il primo CPR d'Italia, il centro per esaminare velocemente le domande d'asilo dei migranti provenienti dai cosiddetti paesi sicuri. I richiedenti asilo che versano 5.000 euro potranno non essere trattenuti nella struttura. Prima domenica d'autunno, a Catania turisti e residenti in giro per la città e per i parchi, approfittando della temperatura finalmente più mite, ma le nuvole in arrivo non promettono nulla di buono. A Mistoglianco, il singolare centro di falconeria dove vengono addestrati i rapaci, l'unico al mondo dove una coppia di aquile reali è riuscita a riprodursi in cattività. La stoccata vincente di Paolo Pizzo, lo spadista siciliano, 2 volte campione del mondo, si racconta a Sicilia 24. La vita può essere dura e non c'è mai nulla di scontato. Calcio, trasferta in Puglia per il Messina che stasera affronterà la Virtus Francavilla. La squadra di Modica insegue la prima vittoria stagionale. Rosso-azzurri in campo domani al Massimino con il Foggia, Fabiani, vedrete un altro Catania. Bentrovati. Emergenza rifiuti a Palermo dove in alcuni quartieri sta diventando la situazione davvero insostenibile. Finestre e porte sbarrate nel quartiere Albergheria. I residenti vivono nel terrore che possano entrare in casa i topi che numerosi circolano in strada. Marco Gullà. Quartieri che ancora annegano tra i rifiuti immondizia sparsa ovunque, RAP che non riesce a fronteggiare l'emergenza infinita di Palermo e per lo più ci sono i roghi di rifiuti accesi nella notte. Ci vorranno molti giorni ancora per poter vedere strade e piazze in una condizione di normalità a Palermo. Tutto il quartiere dell'Albergheria al momento è intransitabile. Il quartiere è diventato una grande discarica a cielo aperto. Le montagne di spazzatura sono sotto le finestre dei palazzi e i residenti tengono addirittura le finestre chiuse per paura che i topi, già avvistati in strada, possano salire per i muri ed entrare dentro casa. A rallentare ulteriormente le già difficili operazioni di raccolta in città sono anche i tanti roghi che vengono appiccati. Allo Zen ogni notte vengono accesi roghi, i residenti spesso non riescono nemmeno a passare da una strada all'altra per le cataste di rifiuti che invadono anche i marciapiedi. E in tutto questo, tra carenza di personale e mezzi guasti, la RAP va a rilento. L'emergenza continua. Oggi attenzione al maltempo, ma è anche il momento e la conta dei danni per gli incendi che hanno devastato gran parte della Sicilia. Per il Presidente della Regione Renato Schifani non ci sono dubbi, c'è un disegno criminale dietro ai roghi. Francesco Triolo. C'è una strategia. C'è una strategia che forse va anche al di là della mafia dei pascoli. Le parole del presidente della regione Renato Schifani pesano come macigni. Il giorno dopo la catastrofe degli incendi che hanno avvolto tutta la Sicilia dai Nebrodi alle Madonie è quello della conta dei danni. Nel Messinese tra Barcellona, Furnari, San Pierniceto, Militello Rosmarino e Sant'Agata Militello sono centinaia gli ettari di macchia mediterranea andati in fumo, ulivi secolari, alberi di agrumi, diverse le abitazioni evacuate. Danni pesanti in provincia di Palermo, a Cefalù, evacuato un hotel, gli ospiti hanno poi fatto rientro dopo lo spegnimento delle fiamme di sterpaglie nei dintorni. Si è incendiata anche la vegetazione nell'area dell'ex stabilimento Fiat di Termini Imerese, adiacente alla centrale elettrica Ettore Majorana. Un incendio si è verificato lungo la A20 tra Bonfornello e Castelbuono, tratto che è stato chiuso al traffico. A Palermo danneggiato il campo solare del Consorzio Arca, la cittadella universitaria in Viale delle Scienze. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco, 17 le richieste di soccorso aereo ricevute dal centro operativo, 12 dalla Sicilia che hanno permesso di mettere sotto controllo o spegnere 14 roghi. Ma, ha sottolineato il presidente Schifani, dietro c'è una precisa strategia. Spegniamo l'incendio, ce la facciamo, mettiamo tutta e mezz'ora dopo, a distanza di 500 metri, ce n'è un altro. È evidente che c'è una preparazione di questo, al di là del fuoco, ma tutta questa preparazione viene messa in opera, attivata proprio grazie ai momenti di forte ventilazione calda dello scirocco. Quindi ormai il sistema, temo, abbia raggiunto momenti di perfezione tale da essere contrastati come? Naturalmente con la prevenzione,
che da soli, vedete, noi possiamo avere tante centinaia di squadre. I Canadair di notte non possono girare, gli elicotteri nemmeno per motivi di sicurezza. I mezzi di terra, anche se ne avessimo 10 volte di più, non potrebbero lo stesso farcela dinanzi a questa strategia delinquenziale. Dalle fiamme alla pioggia, perché i temporali che si sono abbattuti sull'isola stanno creando diversi problemi. Ad Agrigento, chicchi di grandine grossi come palline da tennis hanno creato danni ad oliveti e pistacchieti. Strade allagate ovunque, da Palermo a Messina. Ancora un incidente mortale sul lavoro in Sicilia. A Patti nel Messinese un operaio edile, Giuseppe Milici, di 56 anni, è morto mentre lavorava alla facciata di un edificio. Una fine atroce purtroppo. È caduto da un ponteggio di 1,5 metri rimanendo infilzato da un paletto di ferro. È morto sul colpo. Realizzato in 40 giorni in una zona isolata con container e filo spinato, a Pozzallo apre il primo CPR d'Italia, il centro per esaminare velocemente le domande d'asilo dei migranti provenienti dai paesi cosiddetti sicuri. Chi versa 5.000 euro potrà non essere trattenuto nella struttura. Luca Ciliberti. Container, barriere e filo spinato. Siamo sulla collina di Pozzallo, nell'ex area industriale del paese ragusano, distante 1 chilometro dal porto. Anche se il sindaco non lo riconosce tale, questo è il primo centro di permanenza e rimpatri d'Italia realizzato in 40 giorni. Si tratta della prima struttura di trattenimento di richiedenti asilo attiva in Italia per le cosiddette procedure accelerate di frontiera. All'interno i richiedenti asilo provenienti dai cosiddetti paesi sicuri, come la Tunisia. L'idea del governo Meloni è quella di fare in modo che si possano realizzare velocemente, entro un mese, procedure di accertamento per l'esistenza dei presupposti di status di rifugiato. Al contrario, laddove non esistessero, i migranti dovrebbero essere rimpatriati con procedure non ancora chiare. Sul posto abbiamo incontrato il sindaco Roberto Ammatuna, che ricorda che il suo comune, così come Lampedusa e Porto Empedocle, è da anni impegnato in prima linea nell'accoglienza. Non si tratta di un CPR così come riportata da certa stampa, ma di una struttura di rimpatrio veloce ai sensi del decreto Cutro, che non è entrata in funzione prima perché occorreva un decreto interministeriale che permettesse di specificare meglio la problematica della cauzione. Il decreto è stato emesso e quindi questo centro può anche partire. La zona è poco frequentata ed è isolata rispetto al centro abitato di Pozzallo. All'interno 84 dei 300 posti previsti sono riservati ai migranti che potranno utilizzare il nuovo ITER che prevede il versamento di 5.000 euro per evitare di esservi trattenuti. Se si tolgono gli 84 posti per questa struttura di rimpatrio, noi ne abbiamo 170 circa, altre 280 sono in questo momento nell'altra struttura che si trova tra Comiso e Vittoria. Pozzallo da anni gestisce anche un hotspot a ridosso dell'area portuale che attualmente gestisce 500 migranti a fronte dei 220 posti previsti. Lunghe ore di agonia per Matteo Messina Denaro, da venerdì in coma irreversibile, non più alimentato ma solo idratato. Il boss ha rifiutato l'accanimento terapeutico, oltre alla figlia da poco riconosciuta e la nipote e la sua avvocata. Nelle ultime ore sarebbe arrivata al capezzale del boss anche l'anziana madre. Espletate alla presenza del tutore legale le ultime procedure, sarà solo questione di tempo a Castelvetrano. Intanto sono arrivate le disposizioni per il cimitero. Messina Denaro sarà sepolto accanto a suo padre, Don Ciccio, capomafia, anche lui a lungo latitante, fatto ritrovare alla sua morte per infarto in aperta campagna, già vestito e pronto per il funerale. Ma non ci saranno cerimonie funebri per Messina Denaro, come per tutti i mafiosi scomunicati dalla Chiesa, e lui stesso li ha rifiutati. Intanto, in attesa fuori dal reparto, detenuti all'ospedale dell'Aquila, agenti di polizia, carabinieri e militari dell'esercito. Catania dice addio all'AFA questa prima domenica di autunno, con il sole e temperature più basse rispetto ai giorni scorsi. Ha risvegliato e ha invogliato tanti cittadini, oltre che i turisti, a fare un giro per la città. Emanuela Corsi. Buono, questo sì, oggi sì. Si sta bene? Sì, oggi sì. Oggi bene. Gli altri giorni c'è stato caldo. Ora è un po' più fresco, va bene.
Oggi sembra un po' più fattibile la cosa, un po' più fresca. I catanesi tornano a respirare in questa prima domenica autunnale dopo l'afa e il caldo dei giorni scorsi. L'autunno ha fatto il suo ingresso in Sicilia con le prime piogge. Ieri temporali anche di carattere intenso si sono abbattuti sul versante nord dell'isola, nell'Agrigentino e nel Catanese. Questa mattina il capoluogo etneo però si è svegliato sotto un bel sole, ma con temperature più gradevoli che hanno invogliato tanti a passeggiare per la città. Come questa famiglia che ha scelto di fare un giro in bici. Tutti in bici, oggi tutti in bici, giornata così di passeggio. Si passeggia alla villa, in via Etnea. Non manca l'appuntamento al chiosco con gli amici. Oggi di cosa state parlando? Non parliamo di sport, di calcio principalmente, poi che si mangia a pranzo. Oggi per esempio cosa si mangia a pranzo? Oggi c'è la signora a casa e quindi comanda lei. Ma da quanti anni è sposato lei? Una domanda difficile, quest'anno fa 55. Qual è il segreto del buon matrimonio? Dire sempre di sì. In giro non solo catanesi, ma anche gruppi di turisti. Sì, abbiamo approfittato per fare un weekend a Catania, visto che non tutti conoscevamo la città e abbiamo pensato fosse un'occasione per sfruttare quest'ultimo sole di settembre. Il sole della mattinata però potrebbe non durare molto. Secondo gli esperti un vortice carico di piogge temporali è in azione al sud. Nelle prossime ore quindi il tempo risulterà piuttosto instabile con rovesci e temporali, anche in Sicilia. Il recente incidente a Torino con le frecce tricolori è stato causato probabilmente da uno stormo di uccelli. Contro il rischio di bird strike vengono utilizzati spesso i rapaci, addestrati secondo l'antica arte della falconeria. Siamo stati in un centro di Mister Bianco, l'unico al mondo dove una coppia di aquile reali è riuscita a riprodursi in cattività. Lorena Dolci. Poi il falconiere ci mostra un falco di alto volo. Breve pausa, ci vediamo tra poco. Eccoci alla seconda parte di Sicilia 24 che apriamo con una curiosità. È Bolzano, la città dove la tazzina di caffè è più cara. Quest'anno nella classifica fornita da Assoutenti sui dati del Ministero delle Imprese del Made in Italy. Ma a Messina invece c'è la tazzina meno cara d'Italia, costa appena un soffio meno di €1, cioè 95 centesimi. La storia del campione mondiale di scherma Paolo Pizzo diventa un film e va in onda stasera in prima TV assoluta su Rai 1. La stoccata vincente racconta la vera storia del campione catanese di scherma che a 13 anni sconfisse un tumore al cervello. Pizzo è interpretato da Alessio Vassallo, mentre Flavio Insinna veste i panni del padre di Pizzo, Piero. Eva Spampinato. Se cadi, rialzati più forte. Impara dai tuoi errori. Sono gli insegnamenti di vita ai quali Paolo Pizzo, spadista siciliano 2 volte campione del mondo, si è aggrappato per affrontare profonde difficoltà, raccontate senza retorica in un film, La stoccata vincente, che andrà in onda questa sera in prima TV assoluta e in prima serata su Rai 1. Combattuto insieme. Io senza di te non ce la faccio. Il film, tratto dal libro scritto dal giornalista Maurizio Nicita, ripercorre la vicenda sportiva e umana di un campione nelle sue fragilità, cadute e rinascite, dall'infanzia serena con la famiglia a Catania ai sintomi della malattia, un tumore nell'area motoria del cervello. Poi l'operazione, le cure e l'inizio di una splendente carriera che consacra Paolo Pizzo, campione del mondo, il 12 ottobre 2011. È una storia molto dura che mi ha lasciato delle profonde cicatrici. Non parlo certo di estetica, parlo di qualcosa di più profondo che mi ha insegnato a godermi ogni attimo di questa esistenza, per quanto non c'è nulla davvero di scontato. La vita può essere molto dura. Nei panni di Paolo c'è l'attore palermitano Alessio Vassallo, il padre invece è Flavio Insinna, mentre l'attrice catanese Egle Doria interpreta la madre. Alessio Vassallo che mi rappresenta, palermitano doc, io catanese, chiaramente è partito quel sano spottò. Voglio raccontare la sua difficoltà a starmi dietro nei mesi di preparazione al set di riprese. Io mi allenavo banalmente per cercare di migliorarmi, davo tutto me stesso, e lui lì dietro che arrancava, cercava di non staccarsi durante le ripetute. Il film mostra una bellissima Catania fuori dai soliti schemi.
faccio parte di una generazione che non ne può più di sentire la nostra terra raccontata solamente per i suoi vizi, per il suo malaffare, per la mafia, per i picciotti. Basta, onestamente, e sono ben fiero che la mia storia rappresenti tutt'altri valori. Breve pausa e poi l'ampia pagina dedicata al calcio. Eccoci al calcio, trasferta in Puglia per il Messina che stasera con inizio alle 20:45 affronterà la Virtus Francavilla. Dopo 2 pareggi la squadra di Modica insegue la prima vittoria stagionale. Sergio Colosi. Nel lungo viaggio verso Brindisi il Messina si è portato dentro i suoi bagagli la freschezza, l'entusiasmo e la voglia di centrare il primo successo sfuggito giovedì sera per un finale scellerato, ma anche il rammarico e inesperienza di una squadra attesa dalla Virtus Francavilla in buona forma dopo il successo sul Crotone e il pari di Foggia e, come ricorda Giacomo Modica, avversario sempre complicato, soprattutto a domicilio. Abbiamo recuperato 48 ore. Adesso c'è un altro viaggetto che non è niente male e poi andiamo a fare questa gara importante, impegnativa. Nel 4-3-3 senza Giunta e Franco, Ferrara potrebbe giocare dall'inizio al centro della difesa. Maggiore spazio per il giovane Buffa a centrocampo. Nel tridente d'attacco confermati Emmausso e Plescia, dubbio Cavallo Zullo per la terza maglia. Per me stiamo bene, non è un problema fisico, è un problema di attenzione, è un problema mentale, è un problema di risolvere brevemente quelle che sono le problematiche nostre in questo momento di crescita. Dopo Francavilla il Messina ospiterà domenica 1 ottobre l'Avellino, in un mese con 8 incontri in 29 giorni. Il Catania domani torna in campo con il Foggia dopo il pareggio a reti bianche di Monopoli. Tabiani avrà a disposizione gli stessi uomini ma medita qualche cambio nell'11 titolare. Il tecnico vuole un Catania diverso rispetto a quello visto giovedì in Puglia. Marco Carli. Coraggio ed equilibrio sono le 2 parole maggiormente usate dal tecnico del Catania Tabiani per presentare la sfida di lunedì alle 20:45 al Massimino con il Foggia. Equilibrio perché la squadra, anche in una partita non bene interpretata come a Monopoli, ha saputo garantirsi una fase di non possesso che ha generato pochi rischi e un'altra gara da 0 gol subiti. E poi il coraggio, sempre in riferimento alla partita di giovedì. Giovedì nella partita le cose non andavano bene, abbiamo detto senti è meglio un punto che invece un passaggio che dobbiamo fare, ok le cose non stanno andando bene, cerchiamo di capire il perché e di provare a farle andare bene, invece abbiamo giocato tra virgolette come per dire oggi è una giornata così, non prendiamo gol e vediamo cosa succede. Gli uomini disponibili restano quelli di Monopoli, anche se Tabiani ipotizza qualche cambio nell'11 di partenza. Vedremo un altro Catania rispetto a Monopoli, dice, mentre per Zanellato, come ovvio che sia, servirà del tempo. La sua condizione la verificheremo meglio la settimana prossima. È chiaro che è un giocatore che è 2 mesi che non fa partita, o meglio dall'anno scorso, perché non ha fatto amichevoli, non ha mai stato magari con la palla nel gruppo e ci vuole tempo per poter inserire. La gara col Foggia è un big match da giocare in un teatro affascinante. L'urlo ai gol di Di Carmine con il Picerno è stato definito da Champions dall'allenatore del Catania. Non vediamo l'ora di scendere in campo lunedì, abbiamo, non mi piace di dire abbiamo da dover far cambiare opinione sulla partita di giovedì, abbiamo bisogno di dover riprendere un percorso che magari c'era la settimana prima e far capire che abbiamo capito quello che ci è mancato nella partita di giovedì. È tutto per questa edizione Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona domenica.